Io sono in doppia, quindi è già un po' meno, però comunque sono qua in centro, quindi sono già 250 euro al mese, senza bollette, quindi è un costo abbastanza pesante. 170 al mese, escluse tutte le utenze. Quindi, e con le utenze più o meno? Arrivi a 250. Siamo arrivati dopo il Covid, quindi ovviamente i prezzi sono veramente elevati e Quanto paghi? 500 euro al mese, compreso tutto. La vita dello studente fuori sede a Padova diventa sempre più difficile. Far quadrare i conti è un'impresa, visto che gli affitti per le stanze sono aumentati. La città euganea, sede della quarta università più antica del mondo, è all'8° posto nelle classifiche delle città più costose per gli studenti. Secondo un'indagine di Immobiliare.it Insight, i prezzi in 6 mesi sono aumentati del 9,4%. Io pago sui 300. Fatto fatica a trovare casa. Sì. Molto difficile perché c'è un'alta richiesta e pochi posti. Io pago 375 euro per una stanza, all'inizio è stato difficile, ci ho messo un mese a trovarla. Sui 200 euro al mese più tutte le bollette, quindi si arriva insomma intorno ai 250. Ho cercato nel periodo del Covid, quando invece la richiesta era molto bassa. Ok, invece adesso è difficile trovare. Sì, anche cercando magari per i miei amici è un po' difficile, sì. In media in città una stanza singola costa 398 euro, più di Napoli e di Torino. Gli studenti più fortunati che pagano meno hanno affittato la casa da anni. Adesso non solo è costosa la stanza, ma anche merce rara, difficile da trovare. Abbiamo provato anche noi a cercare. Sto cercando una stanza in affitto a Padova. Non abbiamo più niente, le dico già, fino a settembre 2024. Appartamenti tutti pieni fino a settembre 2024, perché trovare case da affittare in città è davvero difficile. Per gli studenti non basta poi il bonus affitto giovani del governo, che vale per le stanze singole se si sposta la residenza. A Padova risulta accessibile solo al 25% dei ragazzi.